Allora, stavo chiedendo a lei come si attuano questi corsi, questi percorsi, quanto durano. Lei mi diceva circa, per quel che seguite voi come professionisti, un paio d'anni. A noi a Montebelluna facciamo un paio d'anni. Quindi a Montebelluna, poi ce ne sono anche altri. Ce ne sono in tutta Italia e quindi hanno percorsi diversi. Io parlo di come lavoriamo noi, evidentemente. Quindi da noi il percorso è di 2 anni, facciamo 5 incontri iniziali con l'uomo singolo per capire come siamo messi, fino a che punto lui accetta di fare un percorso, fino a che punto riconosce la violenza, ma almeno che abbia le idee, può anche essere confuso, è importante che voglia migliorare questa situazione. Poi si va nel gruppo, sono 2 gruppi, uno psicoeducativo nel quale a tema si tratta sempre un tema, la genitorialità, le emozioni, come dire, qualsiasi tema che possa riguardare l'uomo, la donna, la vita di coppia. Poi la seconda parte invece del percorso è, come si dice, libero, quindi si parla esperienziale, lo chiamiamo noi, quindi ogni uomo riporta il suo vissuto, quello che ha fatto, e ne parliamo a ruota libera. E questo, posso dirlo, come dire, non credo che ci siano percorsi più utili di questo, per quello che ne capisco io, perché ripeto, noi non diamo consigli, non diamo giudizi, ti aiutiamo semplicemente a ritrovare, per questo non dico che non è terapia, non è terapia, a guardare dentro di sé e capire, invece che dargli uno schiaffo o dirgli brutte parolacce, cosa puoi fare di diverso, e lì si apre tutto il discorso su loro, perché su loro, a noi... Ma dietro ci sono, a parte che comunque lei mi ha detto che avete un percorso voi di formazione, certo, quindi, cioè non è che chiunque si ci metta. Formazione, supervisione, perché come sulla cosa della vita si può sempre imparare, no? Ecco, ma dietro riscontrate, cioè nel vissuto della persona, una famiglia alle spalle, un vissuto di violenza a sua volta, un vissuto di che tipo, per capire da dove anche nascono queste persone, che cosa hanno subito, c'è un trauma, c'è stato un fatto eclatante che li ha trasformati o che li ha fatti crescere in un certo modo? Si arriva a capire questo? Sì, allora, una percentuale di questi uomini ha visto in famiglia il papà picchiare la madre o maltrattarla. Il problema è che solo una parte degli uomini che subiscono violenza in famiglia da piccoli poi la fanno, altri no, perché alla fine c'è sempre quel discorso che ognuno può scegliere di comportarsi in un modo o nell'altro. C'è sempre una scelta. Alcuni uomini hanno detto, io quando mi sono sposato avevo giurato a me stesso che non avrei mai fatto a mia moglie quello che mio padre ha fatto a mia madre, però sono qui anch'io. È una scelta, la violenza è una scelta, quindi non è una giustificazione quella. Certo, concorre in effetti una buona fetta di uomini in famiglia ha visto, ha assistito, subito o assistito alla violenza del padre su loro stessi o in particolare sulla mamma, però questo non giustifica. Quindi non è un giustificativo. Ci sono state queste persone che sono state seguite anche da uno psichiatra, magari quelli che sono mandati dai carabinieri, come dice lei, dalle forze dell'ordine, da non so, guardi, diciamo... le do una notizia. Oggi gli psichiatri mandano loro da noi questi uomini, perché al paziente, perché per loro è un paziente, per noi non è un paziente, il paziente, lo psichiatra è un paziente, c'è un disturbo, una persona codificato, depressa piuttosto che borderline, certo, va dallo psichiatra, ma quando lo psichiatra ha curato il disturbo psichiatrico e quello parla di violenza, dice per questo non c'entro io, tu vai da chi si occupa di violenza, capisce? Certo, perché magari non ci sono disturbi. Perché non è una malattia mentale la violenza maschile sulle donne, non è una malattia mentale, è una malattia del maschilismo. Una volta gettato nel fuoco il maschilismo e l'uomo è un vero uomo, più di prima, ma senza violenza. Ma quello stesso uomo che ha attuato violenza nei confronti di quella specifica donna, quando si ricostruisce una vita o sta insieme con un'altra persona, potrebbe incappare nella stessa situazione o normalmente incappa nelle stesse situazioni perché è la dinamica di coppia che comunque a prescindere, o è la dinamica soggettiva della persona che induce certi stimoli primordiali, non lo so io, bestiali, neanche bestiali, non lo so. No, allora la realtà è molto più semplice. Se ha fatto un percorso è difficile che torni a fare violenza, però sa, è un po' come l'alcolista che va in comunità o tossicodipendente che va in comunità, alcuni ce la fanno smettere, altri no. Lei mi dice se si fa un'altra coppia, anche qui non c'entra nulla lei, non c'entra nulla. Se lui non fa un percorso e la prima donna ha la fortuna e il coraggio di lasciarlo,
E lui si prende un'altra donna, lui continua a fare la stessa violenza, perché il problema non era quella donna, è se stesso, capisci? Non c'entra la dinamica di coppia, non c'entra nulla. No, perché alcuni uomini violenti dicono è quella donna che ma non fa è vero. venire l'anima. No, non è vero. Quando si metterà di nuovo con un'altra donna, siccome il problema è solo suo, come dire, non so come dire. Quindi c'è sempre, sostanzialmente dall'altra parte c'è sempre il pericolo, quando una persona, se non si è se non ha fatto un percorso, sì, c'è il pericolo. Pericolo. Assolutamente, assolutamente. Da soli si può uscire da questo? Credo di no. Credo di no. È difficilissimo. È difficile. È più facile, secondo la mia opinione, uscire dall'alcol, dalla droga che da questo. Sa perché? Perché tutti stigmatizzano l'alcolizzato o il tossicodipendente, ma questa roba qua, purtroppo, di questa roba qua è intrisa dalla cultura di tutti. Abbiamo tutto il cervello pieno di fake news rispetto a questa roba. Quando qualche anno fa Winston, quel produttore cinematografico americano, è venuto fuori che centinaia, decine di donne dopo 30 anni lo hanno accusato di stupri, di violenze. Molte donne che rispondono alla stessa cultura dei maschi, quindi della stessa cultura, siamo schiavi, uomini e donne della stessa cultura. Molte donne dicono, ma primo se la sono cercata, secondo lo fanno per farsi pubblicità. Vi sono donne che, avendo uno sguardo maschile sulle donne, hanno lo stesso modo di ragionare. Una violenza, mia mamma, quando aveva 90 anni, adesso ne ha 100, purtroppo adesso sta morendo, però quando aveva 90 anni un giorno mi ha detto, sai, quando ero ragazzina uno zio mi ha molestata. Mamma dico, me lo dice adesso a 90 anni? Perché non me l'hai detto prima? Perché mi vergognavo. E non dirlo a tua sorella, perché mi vergognavo. Le donne che non hanno subito violenza e gli uomini che non hanno subito violenza non sanno cosa vuol dire subire violenza. Quando superficialmente tutti, ma perché non lo denuncia? Anch'io dico denunciare, ma non è così facile come sembra, sono tante cose in mezzo. Nell'ambito della famiglia, sono tante cose in mezzo. Tutto sommato le vuole ancora bene, tutto sommato spera che torni quel romanticone che era prima di iniziare la violenza. Ci sono bambini che vogliono bene a papà, la mamma che dice ma cosa fai, sei matta, ti entro, va là, vai in vacanza, non ha rosso, porta pazienza. C'è la società che spesso dice molte volte queste persone alternano momenti, appunto, oltretutto alternano momenti di violenza a volte sono per un periodo splendidi come una volta, e poi la società che dice se ha fatto violenza qualcosa la moglie avrà fatto, quindi capisce, c'è tutta ancora una cultura collettiva che fraintende la violenza maschile sulle donne. E la violenza femminile c'è? Sì, c'è anche la violenza femminile, è chiaro, ma in misura veramente assolutamente molto differente. No, psicologica più che altro. Ma come ho detto prima, io non faccio distinzione tra violenza fisica e psicologica, è tutta violenza. Sì. La violenza psicologica, allora diciamo che le donne sono portate a stuzzicare, all'ironia, a volte al sarcasmo. Va bene, allora se mia moglie fa una battuta che mi infastidisce, io faccio una battuta che le infastidisce, ok? Ma non posso dire né volgarità estreme, e non le dico qui, e neanche picchiarla. Cioè, ci sono coppie che sono dove marito e moglie sono tutti e due violenti, invece sono coppie violente, va bene. Una coppia violenta è una coppia in cui tutti e due sono violenti, ma non facciamo confusione. Dopodiché, ripeto, però il dato è che in tutto il mondo da sempre c'è una sproporzione allucinante. Sì, assolutamente sì, i numeri parlano chiaro, tra l'altro è brutto parlare di numeri, però i numeri sono eloquenti. Non c'è storia purtroppo. Assolutamente. E poi avevo accennato, mancano poco alla fine, ai bambini vittime di situazioni violente. Come possono crescere? Che tipo di aiuto potrebbero avere bisogno eventualmente? Perché tanti dicono di essere seguiti magari da un terapeuta, però... Questa è un'altra tragedia nella tragedia. La violenza assistita, è chiaro, i bambini che assistono alla violenza in famiglia possono pagare un prezzo alto nel loro sviluppo, quindi in quel caso sì, sarebbe opportuno che anche loro si facciano seguire. Ma ci sono dei percorsi come quello per sì, ma questo diciamo che ci sono certamente figure di terapeuti che aiutano. Un bambino che subisce o assiste a violenza se lo porta dietro per tantissimo tempo, quindi a sua volta poi può avere dei problemi o di vittimismo o di autore di violenza. Certamente è una tragedia nella tragedia. Infatti spesso una donna quando è che
che lascia il marito. La prima volta che lui tocca il bambino, per esempio, senza rendersi conto che quando ha toccato lei o ha offeso pesantemente lei o l'ha maltrattata, anche quello lascia il segno. Ma lei spessissimo lascia il marito solo quando lui comincia a picchiare i figli. O minaccia. Purtroppo la violenza psicologica per noi è gravissima, esattamente come quella fisica, se non di più. Ripeto, uno schiaffo fa meno male della violenza psicologica. Assolutamente sì. Secondo lei, per dare una svolta, ed è difficile anche dirlo, ma comunque cercare di trovare delle soluzioni operative a questa situazione, dico quindi concrete, perché parlare, vabbè, ok, diventa un problema collettivo, condiviso e tutto, però alla fine il problema si è visto che resta, perché alla fine, dopo tutto quello che si era detto pre-pandemia, c'è stato l'acuirsi, bastava chiudere le porte di casa, abbiamo visto quello del disastro, no, che c'è stato dentro le case. Cosa si potrebbe fare? Io vedo solo una soluzione: farsi aiutare o da associazioni competenti o da professionisti competenti. Cioè, chi può aiutare un uomo che usa violenza può essere solo un professionista che conosce bene il pianeta violenza, che l'ha studiata, che la opera, che continua. Ma ce ne sono sufficienti? Ce ne sono in tutta Italia, basta andare su internet. Perché bisogna trovare appunto persone che siano... Cosa vuole che le dica? Sì, posso dire in tutti i campi. Lei può andare da un avvocato, da un ingegnere, da un architetto o da un medico che non sanno fare bene il loro lavoro. Purtroppo, benvenuta sulla terra, è così, però mi invento, non so, dico, se vai da un professionista e hai paura che non sia competente, magari chiedilo. Lei ha studiato espressamente la violenza maschile sulle donne? Esatto, forse anche perché non vorrei che, sa, il tuttologo è una brutta razza. Sì, ormai bisogna essere specializzati e in particolare su questa è maggior ragione, perché tutta la società ti porta da una parte che ti sembra normale, ma non è normale che sia normale. La cifra di ciò che dice la gente, di ciò che dicono tutti, anche esperti, se lui ha usato violenza vuol dire che lei qualcosa ha fatto. Barrare con la penna rossa non è vero. Qualsiasi cosa faccia lei, io posso evitare di fare violenza. Le persone attorno, il circuito familiare, tutti possono aiutare, tutti possono aiutare, i familiari, gli amici. Certo che se un amico o un'amica dice sopporta perché sai che è fatto così, è un uomo, gli amici, i conoscenti, i familiari, la Chiesa, le leggi, il Parlamento, la televisione. Quindi anche i messaggi, i suggerimenti non essere mai quelli di accettazione resa, perché dopo le conseguenze sono peggiori. Ma si può fare molto oggi, però ripeto, come in tutte le cose, bisogna farsi aiutare dalle persone che sono in grado di aiutarti. Grazie, la ringrazio moltissimo, siamo giunti al termine. Grazie a Antonio Romeo, counselor, che si occupa di uomini che attuano comportamenti di violenza, del centro d'ascolto per uomini autori di violenza. Io la ringrazio veramente, le auguro buon lavoro, purtroppo so che ne ha tantissimo, e naturalmente a voi cari telespettatori vi saluto, vi ringrazio di averci seguito, poi la puntata la potete rivedere in replica sul nostro sito. Grazie.